Il magnate francese Vincent Gombaut e la moglie Florence sarà la loro holding di famiglia ad acquistare Villa Emo a Vedelago, la storica dimora di Fanzolo che la banca di credito trevigiano ha deciso di cedere, provocando polemiche andate avanti per mesi e non ancora assopite. Gombaut, a cui fa capo la SRL Palazzo Garzoni, proprietaria dell'omonimo complesso cinquecentesco in Canal Grande e di altri siti di prestigio in Francia e Spagna, ha incontrato in mattinata l'amministrazione a Vedelago dando tutte le garanzie sulla fruibilità pubblica futura della villa, sul fatto che i residenti del comune potranno accedervi gratuitamente e che sarà assunto personale del posto per gestirla. Ci ha chiarito le idee, ci ha spiegato cosa è nelle sue intenzioni, quale sarà il progetto futuro per Villa Emo, anche se oggi è ancora un progetto in itinere, però gli architetti ci hanno spiegato proprio lo studio che stanno cercando di fare per comprendere le origini del parco al borgo, quale potenziale sviluppo senza chiaramente snaturare, proprio perché la destinazione è completamente pubblica. Ci ha parlato di Villa Emo quindi come sede di importante mostra, di Villa Emo come sede chiaramente di un museo che è già in se stessa come location, e quindi ci ha parlato di una Villa Emo che continuerà ad aprire le sue porte al pubblico. 10 milioni per l'acquisto, oltre 15 milioni di restauri da mettere in atto in 5 anni, una mole di visitatori che dagli attuali 30.000 potrebbe triplicare. Gombaut ha incontrato anche i vertici della banca stamattina, ma in municipio del credito trevigiano, a confronto con l'amministrazione comunale, non era presente nessuno. Un incontro a cui però mancava l'attuale proprietà della villa. Allora, questa è stata una tematica che è stata un po' alla ribalta della cronaca negli ultimi mesi e che a nostro avviso meritava una condivisione maggiore. A noi è dispiaciuto che oggi nell'incontro con il possibile acquirente non ci fossero stati i vertici o qualche rappresentanza della banca di credito cooperativo, perché noi abbiamo sempre pensato che con il dialogo, con la condivisione di una progettualità, si poteva gestire la cosa in modo diverso.